Buongiorno a tutti ragazzi. Ieri sera un forte boato e il cielo si è illuminato, pareva giorno. Perlomeno queste qua sono state le cose che hanno detto quei pochi che sono riusciti a vedere questo asteroide passare davanti a noi, quindi in Sardegna per l'esattezza. Dicono che è stato talmente rapido che in pochissimi purtroppo sono riusciti a vederlo oppure a fare uno scatto, diciamo, di una foto, quindi sono poche le foto che si possono trovare sul web. Erano le 22:30 di ieri sera quando si è sentito in Sardegna un forte boato e il cielo, ragazzi, dicono si è illuminato come fosse giorno. Tutti quanti giustamente pieni di paura, anche perché ultimamente si parla di questi asteroidi, cometi che devono passare sulla Terra. Qualcuno già aveva commentato sul mio video prima, ha detto asteroide di 400 metri, qualcuno ha scritto è caduto già in Sardegna, quindi sono andato a vedere per vedere se aveva detto la verità oppure no, e in effetti ho trovato che ieri è caduto un asteroide, perlomeno si sarà frantumato, non credo che sarà caduto perché ha fatto questo boato e poi questa scia luminosa, diciamo, che ha fatto sì che il cielo notturno diventasse quasi giorno in effetti. Quindi se qualcuno di voi ragazzi ha delle foto oppure qualche video che non ha pubblicato, però partiamo da questo che sembra è un fatto di copyright, può mandarmela sulla mia email ragazzi, che è giuseppe7800 libero.it. Se qualcuno ha qualche foto di questo asteroide che è passato sulla Sardegna oppure qualche video che però non ha messo già su YouTube, dico, oppure ha condiviso, me lo può mandare all'email che ho detto, quindi giuseppe7800 libero.it. Se avete qualche foto in particolare di questi asteroidi oppure qualche foto secondo voi che è, diciamo, strana, paranormale, qualche fantasma, qualunque cosa sia di, diciamo, di insolito, diciamo così che è meglio forse, la può mandare alla mia email, poi io farò il video in base a quello che giustamente manderete, quindi farò valutare sempre comunque da qualcuno più esperto di me e poi semmai farò un video, una cosa, comunque farò il video, lo faccio di sicuro poi. Quindi ragazzi, l'asteroide è caduto, non ci sono danni da nessuna parte perché non si so, perlomeno non riportato notizie che in qualche parte del pianeta, perlomeno del mondo, ci sia stato un impatto di un asteroide, quindi questo credo che sia passato e si sia bruciato nell'atmosfera, quindi ha fatto solo questa scia luminosa, ma si è, come dire, disintegrato, quindi ha fatto il bot, diciamo noi. Quindi ragazzi vi auguro una buona giornata. L'asteroide, come aveva detto il ragazzo, è giusto, è caduto veramente. Quindi aspettiamo adesso i che devono arrivare, quindi ragazzi, ya il 28 di agosto, quindi fra poco, quindi ci sarà il 10 settembre, ce ne stanno un sacco che stanno per arrivare, o perlomeno che passeranno sulle nostre teste, quindi la NASA come sempre dice che stiamo sicuri che camminano a milioni di chilometri da noi, ma io ragazzi non li tengo di fiducia neanche un pochino, quindi non mi fido. Vabbè ragazzi, vi auguro una buona giornata e ci sentiamo dopo.